Sono ore cruciali, giornate cruciali per la nostra candidatura di Cortina, Dolomiti UNESCO e quindi tutto questo hub, l'hub degli sport invernali più grande in Europa e tra i più grandi al mondo, no? Inizia così il messaggio vocale del governatore del Veneto Luca Zaia per sostenere la candidatura di Cortina Dolomiti alle Olimpiadi Invernali del 2026. Pochi minuti di audio che ben presto arrivano ai cellulari di decine di persone, consiglieri e assessori regionali in primis e poi via via chiunque possa fare la sua parte per sostenere la partita. Ecco, vi dico, per le conoscenze che avete, per i contatti che avete, cercate, anche se, come si può dire, rischiamo di essere, come si può dire, troppo insistenti, però contattiamo tutte le persone che conosciamo a tutti i livelli perché scrivano, perché dichiarino, perché sostengano, perché parlino delle nostre Olimpiadi. Insomma, noi siamo rispettosi di tutte le candidature, però è pur vero che se ci crediamo, e noi ci crediamo fino in fondo, la dobbiamo sostenere fino in fondo questa candidatura. Dopodiché non è il Vietnam, non deve essere il Vietnam, però è giusto che un Veneto sostenga il Veneto e quindi facciamo in modo che tutti gli stakeholders, che tutti coloro che sono vicini al Veneto, che tutti coloro che amano il Veneto, vengono a vacanze in Veneto, lavorano in Veneto, vivono in Veneto, dicano la loro, cioè lo dicano nei giornali, lo dicano scrivendo lettere, lo dicano facendo post, lo dicano nei media, insomma facciamo in modo che diventi un fiume in piena che si ingrossa sempre di più. Mi raccomando, conto sul lavoro di tutti voi, grazie.